Allora, riprende la terza parte del nona puntata del quinto ciclo su Radio Cooperativa a Padova. Oggi parliamo di farmaci, ne parliamo con il dottor Gerardo Favaretto e con Susanna Brunelli. Io sono Anna Gatti. Allora, Susanna, volevi fare delle domande ancora al dottor Favaretto? Sì, A te la parola. volevo chiedere al dottore, in particolare ai ragazzi giovani che assumono psicofarmaci, ho sentito dire che hanno disturbi per quanto riguarda la sfera sessuale e non crede che sia una cosa abbastanza grave il fatto che questo a lungo andare crei anche delle importanti difficoltà di relazioni Come effetti collaterali al consumo di questi collaterali. psicofarmaci, no? Quindi il Sì. tema sono gli effetti, diciamo, collaterali al Certo. consumo. E mi sembra che sia un effetto collaterale abbastanza pesante questo, soprattutto per un ragazzo giovane. Un po' per tutti, sì. Un po' per tutti, però in particolare un ragazzo giovane che ha un effetto Vabbè, così, e poi ha anche l'appiattimento emozionale, eh, insomma, non so se sul piano della Sì. bilancia. Allora sì, partiamo dal piano della bilancia, nel senso che indiscutibilmente tutti quanti i farmaci, psicofarmaci o non psicofarmaci, tutti i farmaci hanno effetti augurabili, auspicabili e misurabili nell'efficacia del motivo per cui sono prescritti ed effetti collaterali, cioè effetti che non hanno nulla a che fare con l'efficacia e che possono essere causa di problemi o disturbi o di alcune difficoltà. Nell'ambito dei psicofarmaci ci sono diverse possibilità di effetti collaterali, diversi da farmaco a farmaco, non tutti i farmaci hanno gli stessi effetti collaterali, e gli effetti collaterali vengono in qualche modo misurati nella loro frequenza, per esempio come problema, nella portata, nell'impatto che hanno nella vita della persona, e diciamo, se torniamo al patto della bilancia, sullo svantaggio che comporta avere quel tipo di effetto invece che i sintomi e i disturbi che la malattia comporterebbe. Relativamente a quella che è l'attività sessuale in generale, questo è un effetto particolarmente sottolineato, frequente, con l'uso di certi antidepressivi, quelli cosiddetti serotoninergici, cioè che agiscono su una sostanza che si chiama serotonina, che è stata ritenuta essere implicata nei meccanismi della depressione. In verità, molti di questi farmaci, quasi tutti veramente, comportano, anche con delle variabili individuali significative, molto frequentemente una perdita del desiderio, una difficoltà di avere relazioni, rapporti da quel punto di vista. Altri invece comportano difficoltà proprio pratiche da un punto di vista appunto del rapporto sessuale, e questo in generale, soprattutto nell'ambito degli antidepressivi, non solo, perché anche alcuni antipsicotici danno questo tipo di problema, è un effetto collaterale presente, significativo e indiscutibilmente impattante nella vita della persona. Per questo richiamo quello che dicevo prima, cioè quando una persona riceve una prescrizione è necessario che venga avvisata di questa possibilità. Nella stragrande maggioranza dei casi questi effetti collaterali sono reversibili, comunque vanno segnalati, cioè nel senso che uno dice non è che se lo deve mettere via che è così. Uno deve valutare appunto in questa famosa bilancia l'impatto del suo stare male, di quello che gli è successo e di una temporanea difficoltà rispetto per esempio a questo o quest'altro tipo di problematica. È chiaro che se l'effetto collaterale diventa molto impattante, per fortuna oggi le persone sono più libere nel parlare anche di questo tipo di problematiche. Una volta si tacevano, no? Ci si vergognava, non se ne parlava, si riteneva che fossero. Invece sono d'accordo, sono importanti nella vita di una persona, non solo nei giovani, in generale, sono importanti nella vita della persona. Questa è una dimensione della vita che non va, come dire, abolita così perché
Quindi per fortuna oggi le persone ne parlano di più e quindi si possono cercare alternative, rimedi, soluzioni. Dicevo molto spesso, quasi sempre, questi effetti sono reversibili, scompaiono insomma con la sospensione del farmaco e quindi va molto valutato questo aspetto, insomma, anche per poter permettere alle persone di avere una vita, certo, una vita sessuale regolare, certo che se una persona ha un grave disturbo da un punto di vista emotivo, mentale, eccetera, è chiaro che va molto valutato come possa averla e nello stesso tempo possa essere supportata e curata contemporaneamente, perché poi ovviamente se no è un cane che si morde la coda. Direi però che gli effetti collaterali ce ne sono più di uno che vanno sempre considerati. Alcuni sono, diciamo così, più immediati, più acuti, se ne accorge immediatamente, no? Non so, un altro esempio non è frequentissimo, però succede, è la nausea, no? Alcuni antidepressivi danno nausea. Per fortuna non è un effetto molto frequente e non è così impattante, però ecco, questa è un'altra cosa. Oppure certe volte possono dare agitazione, paradossalmente, no? Le persone prendono un determinato tipo di farmaco e hanno dei fenomeni di agitazione, quindi è giusto che la persona sappia che c'è una certa possibilità di questo. Oppure, per esempio, questo succedeva soprattutto con i neurolettici, con gli antipsicotici, diciamo, di cosiddetta vecchia generazione, le persone avevano dei disturbi motori particolarmente impattanti. Tant'è vero che dopo anni che le persone assumevano quei farmaci, quasi tutti avevano un aspetto abbastanza simile, perdevano l'espressività della faccia, erano rigidi, avevano il tremore, camminavano male. Questo era l'effetto dell'uso prolungato di quel tipo di farmaci. Quando ne hanno inventati degli altri che non hanno questi effetti, le persone hanno assunto improvvisamente un'espressione normale, si muovono agilmente come tutti, non hanno problema. Peccato che i nuovi che hanno inventato non danno questo tipo di problemi, ma danno per esempio, non tutti, ma molti, un grave aumento di peso. Questo è un altro problema, quella che viene chiamata la sindrome metabolica, l'aumento di peso, l'iperfagia, problemi a livello della glicemia, del diabete, quindi difficoltà legate proprio anche a quello che è il sistema metabolico generale. Tutte queste cose qua non vanno né dimenticate né taciute, cioè nel senso che ci sono, esistono e vanno sempre comunque bilanciate in un approccio che oggi molti tendono a definire di una terapia che deve essere tagliata, deve essere definita sull'individuo, no? Cioè io prendo una determinata persona, valuto con questa persona quali sono le possibili vantaggi e gli svantaggi e le problematiche che il farmaco può creargli e vediamo quelli che sono più sostenibili. Per esempio, se una persona deve assolutamente prendere o non ci sono alternative, o mettiamo che ci sia un'indicazione per un farmaco che potrebbe dargli aumento di peso, e non solo gli antipsicotici danno aumento di peso, ma anche certi antidepressivi danno aumento di peso, beh, è importante che lo sappia prima, che sappia che deve seguire una certa igiene alimentare, un certo regime, che deve mantenere l'attività fisica, cioè che deve contrastare quello che potrebbe essere un aumento, perché purtroppo alcuni farmaci possono dare aumenti di peso che non stiamo parlando di 1 chilo al mese o parliamo di 10 chili in un anno. Cioè, intendo dire, non è che si ferma così ed è relativo, insomma, no, ma possiamo avere aumenti molto importanti e questo comporta poi conseguenze non solo dal punto di vista fisico e del metabolismo, ma anche dal punto di vista proprio del vissuto corporeo della persona. Insomma, una persona che pesa, mettiamo, che ha un peso medio, che ha un indice di massa corporea adeguato, improvvisamente si trova ad essere un'obesità di primo livello, di secondo livello, insomma, e questo comporta nella vita delle grosse difficoltà, insomma, ecco, nel senso che sappiamo che questa è una delle grandi piaghe della civiltà occidentale, l'obesità, di cui si parla troppo poco, ma è un grosso problema per le persone dal punto di vista della loro qualità della vita e di tutto quello che gli viene dietro. Diciamo Allora, che prego. volevo solo fare questa domanda
il medico curante potrebbe intervenire prescrivendo delle analisi con una certa regolarità per tenere sotto controllo almeno alcuni elementi, no? Se lei ha parlato di diabete, ha parlato di alcune, diciamo, Sì, sì, disfunzioni questo metaboliche, ci può essere anche questo intervento, cioè il medico o comunque il medico, anche lo psichiatra che tiene sotto controllo questi elementi facendo delle analisi con regolarità per verificare che non ci siano dei problemi. Questo è un'ulteriore conferma, no, di quanto appunto il lavoro con le persone, soprattutto quelle che hanno una patologia grave e impattante, deve essere un lavoro a più mani. Quindi è importante la relazione fra servizio, lo psichiatra curante, il medico di medicina generale, perché comunque la persona va valutata, no? L'ho detto fino all'inizio, la cura è fatta di tanti atti, di tanti interventi, di persone diverse, di professionalità diverse. Il corpo non può essere dimenticato, no? Cioè non può dire, vabbè, adesso ti prendi questo farmaco perché c'hai questi sintomi, perché comunque li devi ridurre questi sintomi, poi magari quello appunto prende 20-30 kg, fuma 600 sigarette al giorno, d'accordo, sta meglio dal punto di vista psicopatologico, ma non è che poi sta meglio dal punto di vista della sua vita, insomma, in generale. Per cui per questo è importante individualizzare e personalizzare la cura. Personalizzare la cura significa valutare tutti i bisogni, le problematiche, anche i rischi degli individui, insomma. Quindi sono d'accordo che il rapporto con il medico di medicina generale è fondamentale, fra l'altro anche dal punto di vista riabilitativo, insomma, no? Aiuta le persone a prendersi cura di sé, ad avere rapporti con le agenzie sanitarie del territorio che si devono occupare della sua salute anche fisica, insomma, e anche per superare, no, quell'approccio stigmatizzante per cui pazienti che hanno un disturbo mentale devono rivolgere esclusivamente disturbi ai servizi psichiatrici, come se non potessero avere altri tipi di problemi, insomma, no? Magari uno va al pronto soccorso, un paziente psichiatrico, c'è una patologia, deve andare in psichiatria, insomma, questo mi sembra una delle conseguenze più nefaste dello stigma nei confronti della malattia mentale. Sì, senta, sempre riprendendo il tema dei farmaci, noi sappiamo che ci sono antidepressivi, antipsicotici, eccetera, ma l'uso di questi farmaci è sempre legato alla diagnosi, cioè chi ha una diagnosi di depressione prenderà sicuramente antidepressivi, chi ha la diagnosi di psicosi o comunque schizofrenia, immagino, prenderà l'antipsicotico e a questo punto la diagnosi diventa fondamentale, no? Per capire se il farmaco è corretto o meno. Sì, ecco, credo che questa sia un'osservazione molto importante perché diciamo i gruppi di farmaci hanno dei nomi, no? Gli antidepressivi, gli antipsicotici, gli stabilizzanti dell'umore, gli ansiolitici, eccetera, eccetera. Però in verità le indicazioni dei farmaci sono più articolate e complicate dei nomi, no? Magari una persona può vedersi prescritto un antidepressivo e non si sente depresso, dice ma perché mi ha dato l'antidepressivo se io non sono depresso, no? A maggior ragione ritorno a quello che dicevo prima, no? Bisogna spiegare perché si fa un certo intervento. Per esempio certi antidepressivi possono avere un'indicazione in alcuni disturbi d'ansia, no? Come il panico o problemi di questo tipo. E allora è razionale in quell'occasione dire guarda, c'è un intervento terapeutico di questo tipo che fra l'altro in maniera raccomandabile è sempre associato a interventi di tipo psicologico, eccetera, che può essere utile, che è basato su un antidepressivo. Ecco, il fatto che uno prenda un antidepressivo non vuol dire che è depresso. Questo, come dire, è un po' un problema proprio di quanto si entra invece nel merito quando si fanno le prescrizioni della motivazione, dell'indicazione che il farmaco ha e del fatto che il farmaco possa essere utilizzato per un determinato fine. Peraltro i fini per cui i farmaci sono utilizzabili sono scritti nel foglietto dell'indicazione terapeutica, no? Cioè dice questo farmaco è indicato per. Qualche volta può essere che un medico decida di utilizzare un farmaco o proponga di utilizzare un farmaco
per un'indicazione che non è strettamente scritta nel foglietto terapeutico, lo deve dire al paziente, no? Che deve essere d'accordo di utilizzare il farmaco per quel motivo, spiegandogli il perché e il per come viene fatto questa cosa. Allora, questo, ripeto, davvero per non creare quegli automatismi, no? Per cui al nome del farmaco che si prende corrispondono alla diagnosi. Certi antipsicotici, per esempio, sono utilissimi come stabilizzatori dell'umore o possono essere utilizzati in certi casi in alcuni disturbi del comportamento, senza che questo voglia dire che la persona che li prende è un antipsicotico. Se vogliamo vedere l'altro versante della medaglia, quello meno, diciamo così, positivo, è vero poi che però dai dati che abbiamo è un po', come dire, colpisce molto l'uso che viene fatto dei farmaci anche al di fuori degli ambienti psichiatrici. Vi do due numeri, tanto per dare un esempio, no? Le persone che vanno nei servizi di salute mentale nel Veneto sono circa 70.000. Le prescrizioni di antidepressivi nel Veneto, solo quelle misurate, quindi quelle fatte dai medici di medicina generale, quindi togliamo tutte quelle fatte in ambito privato, eccetera, eccetera, sono circa 4 volte tanto. Questo significa che, diciamo, poi quando noi parliamo di farmaci, pensiamo ai servizi di salute mentale, ai pazienti che vanno in CSM, eccetera, però in verità gli psicofarmaci sono i farmaci più utilizzati o molto utilizzati a livello degli ambulatori di medicina generale, e le persone che li prendono sono veramente tante di più di quelle che si vedono nei servizi. Questo fa molto riflettere, no? Perché alla luce di tutto quello che stiamo dicendo, sono dati, sono prescritti con un'idea di efficacia, di obiettivo adeguata, sono prescritti perché sono una soluzione più semplice. Questo è un interrogativo che andrebbe utilizzato, riesaminando questi dati, lavorandoci sopra. Insomma, questo per esempio è quello che le associazioni, è importante che le società scientifiche facciano per rendersi conto proprio dell'adeguatezza degli interventi e del tipo di risposte che il sistema sanitario nel suo complesso dà a questo tipo di problemi. Sì, questo mi dà l'occasione di farle almeno una domanda sul coordinamento veneto per la salute mentale di cui lei è referente. Ecco, così dico bene tutte le cose. Ecco, volevo capire un po', perché c'è stato un evento sabato, non so se 2 sabati 13. fa adesso, sabato 13 marzo, molto interessante, che possiamo trovare su YouTube perché è stato registrato. Volevo un po' capire di che cosa vi state occupando, che tipo di iniziative state promuovendo, ecco, all'interno di questo discorso sui farmaci, però penso che sia interessante anche sapere perché sono coinvolte le associazioni, tra l'altro anche l'AIDSAM nazionale fa parte di questo coordinamento, insieme ad altre associazioni, immagino, di familiari e di utenti. Il coordinamento Veneto è una realtà regionale che abbiamo costituito ancora nel dicembre del 2018, scusatevi, del 2019, nel dicembre 2019, in un'epoca purtroppo non favorevole all'attività associative, di confronto, di riunione, insomma, perché poi pochi mesi dopo è cominciato tutto quello che sappiamo, insomma, che ancora oggi continua. Nasce da un'idea che è quella di riunire tutti i soggetti, le associazioni interessate alla questione della salute mentale, in primo luogo le società scientifiche, per cui dentro il coordinamento c'è la Società Veneta degli Psichiatri, la Società dei Neuropsichiatri Infantili, la Società di Riabilitazione, la Società di Psicogeriatria, la Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. Insomma, ci sono
tutte le società scientifiche che hanno nel territorio regionale una loro organizzazione, ci sono le associazioni di familiari, l'associazione degli utenti, ci sono le associazioni del privato sociale, quindi Lega Cooperative, cooperative, ci sono poi associazioni più specifiche, non so, mi vengono in mente i terapisti occupazionali, l'associazione di danza terapia, altre associazioni culturali e di interesse culturali, per un totale di 21 associazioni. Sono 21 associazioni che compongono. Direi che il panorama dei soggetti che compongono il coordinamento è un panorama completo per quanto riguarda, insomma, tutte le realtà che si muovono relativamente alla salute mentale. Perché abbiamo fatto il coordinamento? Perché si sentiva la necessità di un'azione sinergica rispetto a intanto andare verso una conferenza regionale per la salute mentale. No? Questa è la proposta che abbiamo fatto sabato 13 alla Regione, che ha accettato, nella veste dell'assessore regionale, ha accettato di promuovere. Fare una conferenza per la regionale per la salute mentale significa porsi l'obiettivo di un nuovo progetto obiettivo per la salute mentale, significa sostanzialmente porsi nella condizione di poter scrivere nuovamente l'organizzazione dei servizi per la salute mentale in senso estensivo, cioè salute mentale intesa non solo come i servizi psichiatrici adulti, ma anche quelli nella psichiatria infantile, quelli per le dipendenze che sono presenti, anche il coordinamento dei servizi SERD è presente nel coordinamento, e quindi, come dire, promuovere la salute mentale come questione culturale, di interesse, non solo nel senso appunto di lavorare per definire nuovi protocolli di organizzazione, ma perché ci si renda conto, ci si renda consapevoli che la salute mentale è una dimensione della salute irrinunciabile se si pensa alla dimensione di comunità e di programmazione di servizi sociali e sanitari. In verità della salute mentale si parla poco in ambienti ristretti, fra persone che si conoscono, che qualche volta appunto sono portatori di interesse perché o sono operatori o hanno dei problemi, ma nella comunità, nella società se ne parla troppo poco. Anche in questa situazione di pandemia, in cui sicuramente tutti hanno grandissimi problemi, grandi difficoltà, i servizi si sono trovati a ridurre la loro attività, in certi casi addirittura, penso ai centri di Uni, a certe attività riabilitative, a sospenderle. La pandemia e la situazione di grande cambiamento sociale sta portando le persone ad accorgersi che la loro vita emotiva ne sarà condizionata, e quindi verosimilmente, insomma, tutti gli studi che sono fatti fino ad oggi dimostrano che ci sarà una domanda, ci sarà un bisogno, no, di supporto dal punto di vista emotivo, della salute mentale, almeno del 30% in più rispetto a quello che c'è adesso. E allora il coordinamento si propone di promuovere questo, di proporre la salute mentale come valore, di valorizzare le buone pratiche, di essere un punto di riferimento anche per la regione, per le aziende sanitarie, perché le associazioni vogliono e possono dire, le società scientifiche, le associazioni, tutti quelli che lo compongono vogliono e possono dire la loro, relativamente a partecipare a questa programmazione e a questo ridisegnare, insomma, no, gli interventi di salute mentale. Questo c'entra anche con quello che discutevamo, perché dicevamo prima, non si può parlare poi delle buone pratiche se non c'è un'organizzazione intelligente e non ci sono le risorse adeguate, insomma, no? Poi parlavamo anche quando parlavamo di psicoterapie o cose di questo tipo, o di interventi psicosociali, no? Noi possiamo ipotizzare tutte queste cose, ma se poi non si mettono organizzazioni e risorse in grado di farlo, c'è il rischio che poi appunto tutto caschi nelle cose più semplici, quelle che sono più facili, più veloci da fare e meno impattanti, no, dal punto di vista. Ecco, quindi paradossalmente tutto si concentri sull'uso dei farmaci, e dimenticandosi che invece avere cura della persona è mettere insieme tanti interventi diversi, con tutto il fatto che nessuno nega che i farmaci siano fra questi interventi importanti, ma tanto quanto lo sono anche altri. Va bene, grazie. Io ringrazio il dottor Favaretto e direi che stiamo arrivando un po' alla conclusione.
C'era una piccola parte, un piccolo spazio che volevo dare anche a Susanna, proprio perché mi sembrava interessante riportare la sua esperienza, perché non solo è stata familiare, ma anche è stata paziente, quindi ha avuto esperienza di cura e ha avuto un'esperienza anche dell'uso dei farmaci. Se riesci, Susanna, in poche battute a raccontarci un po' la tua esperienza e poi dopo chiuderemo la trasmissione perché siamo proprio agli sgoccioli. Grazie. Beh, ebbene sì, sono stata anche paziente, purtroppo, perché quando un membro della famiglia si ammala oppure ha manifestazioni di disagio, può capitare che ci sia anche un effetto a catena, un effetto domino. Quindi nel mio caso c'è stato veramente un effetto domino nella mia famiglia e quindi sono arrivata anch'io purtroppo dopo diversi anni, comunque in una situazione particolare, a diventare anche utente oltre che familiare. Grazie a Dio si è risolto tutto, è durato 18 mesi, sono stata 11 mesi ricoverata in psichiatria in modo alternato, ma in totale 11 mesi di ricovero e devo dire che è stata un'esperienza abbastanza pesante, anzi molto pesante. Ecco, quindi ho avuto modo di, per quanto mi riguarda, io i farmaci li vedo proprio come se fosse un'arma letale proprio, perché io non li volevo prendere, ma ho dovuto per forza farlo. Non dico che non sono necessari, perché a volte proprio sono necessari, ma ritengo che siano necessari solo per il periodo, per un periodo perché ti possano aiutare ad aiutarti, non li ritengo una soluzione, ecco, devono essere, io sono per l'approccio olistico, quindi secondo me corpo, mente e spirito dovrebbero essere presi in considerazione tutte queste tre aree. Non può esserci una parte che curi senza curare le altre due, per quanto mi riguarda. E quindi sì, adesso io non faccio più uso di farmaci, ma insomma li ho usati. Quindi... Bene, mi sembra che quello che tu stai dicendo è un po' anche quello che abbiamo detto noi, cioè questo sì. discorso che la cura deve essere non soltanto il farmaco, ma anche altri tipi di interventi che sono Però interventi riabilitativi, sì, vorrei interventi. dire che comunque è molto importante che la persona coinvolta sia anche autodeterminata, non si faccia solo guidare dal medico o dai familiari, perché quando sei in una situazione di difficoltà sei nelle mani di chi ti sta attorno, E è rischioso questa cosa qua, perché anche le persone che ti stanno attorno possono caricarti di ansia e preoccupazione, a loro volta. Quindi l'ultima cosa che una persona che sta male vorrebbe è avere un genitore, un fratello, qualcuno intorno che è super preoccupato, vuole avere armonia intorno a sé. Ma non succede spesso questa cosa qua, insomma. Quindi se dovessi dire qualcosa a qualcuno, quando una persona è coinvolta, ha un familiare coinvolto, il mio messaggio è quello: fare il lavoro su te stesso, non focalizzarti sulla persona che manifesta dei sintomi, perché mette in discussione anche la tua vita. Ecco. E quindi può essere anche un'opportunità di crescita, anche un'opportunità di rivedere proprio la propria persona, come è successo a me. Per me è stata una grande opportunità di crescita il fatto di avere una sorella che 24 anni fa ha avuto i primi sintomi e poi adesso vive in una comunità alloggio. E è stato un percorso molto difficile per tutti i membri della famiglia, insomma. Ecco. Certo. Questo.
Bene, io ringrazio molto anche Susanna di questa testimonianza, poi penso che farà parte, volevo anche cercare di raccogliere un po' una serie di testimonianze e di informazioni proprio sui percorsi di cura che sono molto, i percorsi di guarigione, i percorsi di cura visti anche dal punto di vista dei familiari e degli utenti. Ringrazio ancora molto il dottor Favaretto, vi ricordo che ci sono anche altre registrazioni che abbiamo avuto con lui, altri scambi nelle precedenti trasmissioni, negli anni precedenti. Metterò poi il link di questo del coordinamento Veneto per la salute mentale, no? Che è stato aperto proprio un canale YouTube, quindi nel nostro canale metteremo anche, il nostro canale che è solo un salto alla ragione diventa follia, metteremo anche il collegamento per sentire appunto le iniziative che si stanno muovendo, che secondo me, soprattutto per quelli che vivono nel Veneto, sarebbe bene che vengano seguite, vengano conosciute per poterle poi anche difendere e promuovere meglio. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento. Grazie Susanna, grazie dottor Favaretto. Vi do appuntamento Grazie a lei. tra 14 giorni. Ok. Arrivederci.